Signori, buongiorno. Intanto parlare dei Tiepolo significa parlare di giganti, dei geni del Settecento veneziano, geni che con la loro arte hanno attraversato il periodo rococò in Europa. Quello che magari non è molto evidente nell'arte dei Tiepolo è stata la portata innovativa della loro arte, grandiosa, ottimistica, meravigliosa. Per cui, soprattutto nell'ambito veneziano di cui io mi occupo, conoscere il Tiepolo significa entrare in un'epoca storicamente difficilissima, perché il Settecento veneziano è il periodo più drammatico per gli eventi, ma anche per quella sottile decadenza che sta attraversando il popolo veneziano. La Serenissima non è più tale da decenni, per cui il Tiepolo ci dà quella ventata di speranza verso il futuro che ormai da decenni era preclusa, soprattutto nel XVII secolo, nel baratro di una pittura cupa, drammatica, secca e materica. Il Tiepolo, tutta la famiglia, in particolare il papà, ma poi anche Gian Domenico e Lorenzo, forse meno conosciuto, ma grandissimi sia dal punto di vista formativo ma anche espressivo, sono riusciti a dare voce a un'epoca che ci parla anche di momenti di diletto, ci parlano di villeggiatura, ci parlano di serate a teatro, ci parlano di gioco, ma soprattutto raccontano una serenità di cui i veneziani hanno bisogno in quel momento. Qual è stata la grandezza, secondo me, dei Tiepolo? Di trasformare il tutto attingendo dalle grandi tradizioni del passato. Vi ricordo che il vero maestro del Tiepolo è stato Paolo Veronese, l'autocelebrazione a Palazzo Ducale è l'inizio di questa immagine patinata che la Serenissima voleva dare di sé. Venezia ha sempre seguito l'idea dell'autocelebrazione. L'immagine e il decoro erano alla base della storia e della politica veneziana. Ovviamente dopo i tracolli finanziari seicenteschi, eventi qualunque tipo la guerra di Candia, che ha veramente reso in ginocchio la città, ecco il Tiepolo, nato alla fine del Seicento, si colloca come un faro. I drammi cupi vengono superati da una magnifica espressione non solo di Venezia, ma anche di quella che è l'immagine positiva che bisognava dare. L'esperienza dei Tiepolo a Venezia è stata sostanzialmente trasversale, perché hanno toccato in maniera molto intensa l'arte sacra. Alle mie spalle vedete lo splendido soffitto della Scuola Grande dei Carmini, quindi l'immagine devozionale, e poi gradatamente si sono affidati a quella che era l'immagine simbolica dell'arte più profana, più legata alle glorie delle famiglie veneziane. In ambedue le scelte tematiche, questo sottile filo che regge soprattutto due obiettivi importanti dei Tiepolo, cioè la luce, che è l'elemento conduttore di tutta la loro arte, e soprattutto la trasparenza dei colori, segna l'indicazione di una idea innovativa dell'arte, che avviene attraverso soprattutto l'espressione in ampie superfici. Vi ricordo che i Tiepolo in generale, perché Gian Domenico stretto collaboratore, ma hanno riportato in auge l'affresco, che a Venezia praticamente si era perso da tempo, dipinti di superficie molto ampi, quando nel Seicento ormai le grandi teleri erano stati dimenticati, e poi questa luce che viene irradiata dai Tiepolo nella loro esperienza artistica, che è l'obiettivo di dare in questi paesaggi di cristallo, in questi paesaggi di vetro, un'immagine gloriosa di genti, di famiglie, di popoli. I veneziani avevano bisogno di questo. Ecco perché poi l'immagine si irradia oltre il confine di Venezia, nel dominio e anche poi in Europa. C'era bisogno di rassicurare. I colori chiari, trasparenti, eterei erano proprio il segno dell'ottimismo.
E quei cieli di cristallo, dove le famiglie nobili poi si adagiavano, guardando dall'alto in basso in scorci arditi il popolo, erano un momento di grande, come dire, trasfigurazione, ma anche di transizione verso quello che io chiamo l'oblio dell'Olimpo. Tiepolo muore nel 1770. Dopo poco più di 20 anni, la Serenissima chiude i battenti. Quindi per me i Tiepolo sono proprio l'espressione di questo desiderio di portare avanti la grande tradizione di una città meravigliosa, che poi si irradia, ma al tempo stesso sono il canto del cigno. Un oblio che precipita con gli eventi storici, drammatici che attraversano l'Europa e che chiuderanno questa magnifica esperienza di rappresentazione del sacro e del profano. Grazie. Passo la parola ad Anna, 3 minuti 3.